Piogge in pianura, nevicate a quota 1000 metri sulle montagne del Vicentino, 10 centimetri nelle zone in quota del comune di Crespadoro, nella Valle del Chiampo, imbiancata anche Recoaro 1000. Come da previsioni, la pioggia ha lasciato spazio a un graduale miglioramento durante questo inizio settimana. Domenica buona parte della provincia ha dovuto fare i conti con precipitazioni e forti raffiche di vento. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, il più grave a Sant'Orso, dove mentre era in corso la messa domenicale, dagli 80 metri del campanile della chiesa dedicata a Santa Maria Immacolata è caduta la croce in ferro del peso di circa 40 kg posta sulla sommità. Grande la paura per i fedeli che in quel momento si trovavano riuniti nella chiesa, dove tra l'altro era in corso un battesimo. I vigili del fuoco sul posto hanno transennato la zona del campanile per il pericolo di un ulteriore crollo della sfera del basamento. Il lavoro dei pompieri è continuato poi con rimozione di alberi pericolanti a Creazzo per alcuni allagamenti, a Vicenza città per il crollo parziale di una casa. In attesa del tempo soleggiato previsto per il ponte del 1° maggio, continua anche la conta dei danni per la grandinata di venerdì. Al lavoro i tecnici di Avepa con sopralluoghi che hanno interessato vigneti e coltivazioni.